Eccoci a bordo di MSC Musica, sono in compagnia di Giuseppe e Giorgio. Giuseppe, vogliamo sapere cosa hai preparato per i nostri ospiti e come li intratterrai, come saranno i tuoi pomeriggi? Ma cercherò di contrastare l'emozione di stare su queste meravigliose onde verso queste località così magnifiche, parlando in una maniera accattivante, una maniera affabulante di tutto ciò che è Napoli, Napoli che si diventa sinonimo di cultura, sinonimo di teatro, di canzone, di poesia, di fatti. Grazie a questi tre appuntamenti, diciamo, io prenderò per mano questi nostri compagni di viaggio e li porterò dapprima nel mondo della cucina e del teatro napoletano dal 600 ad oggi, con un format mio che porto avanti da anni, che appunto è titolato Dallo street food di Viviani al ragù di Edoardo. Ancora nel secondo appuntamento parleremo del grande Salvatore Di Giacomo e del secolo d'oro della canzone napoletana, dove le note e le belle canzoni pare che piovessero dal cielo. Ancora poi per il terzo appuntamento parleremo di teatro, del grande teatro napoletano, partiremo da Pulcinella, poi attraverseremo i sentieri di Viviani, di Edoardo De Filippo, fino ad arrivare agli autori contemporanei, ma tutto ciò sempre in un modo affabulante, in un modo Non accattivante. mancherà il divertimento in questi Ma incontri. sicuramente ci sarà tanto divertimento e soprattutto tanto coinvolgimento per i partecipanti. E allora restate con noi perché ne vedremo delle belle. Ma certamente. La città